Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Catania, faida tra vecchia e nuova mafia e blitz scaturito dalle indagini sulla sparatoria del Passereddu e ha evitato anche un omicidio. In manette i rampolli della famiglia Santapaola Ercolano, 9 arresti. Fermati 2 fratelli per l'omicidio in discoteca a Palermo, al vaglio della polizia e diversi video. Ieri una fiaccolata contro l'escalation di violenze. Il prefetto: non serve l'esercito, abbiamo ottime forze di polizia. Sventato un piano per uccidere un imprenditore di Gela che aveva denunciato il pizza. Ai nostri microfoni il fratello dice: la dignità vince la paura. Controlli dei NAS su panettoni e dolci natalizi, sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari conservati in laboratori da incubo e infestati da insetti. A Siracusa è inaugurata la Tella di Arachne, un'accademia sartoriale per ridare un futuro a chi ha avuto problemi con la giustizia. Andiamo al calcio, stasera il Messina ospita il Franco Scoglio, il Monopoli, scontro diretto importante in chiave salvezza. Catania in emergenza, uomini contati per la trasferta di Benevento. Partiamo dal blitz antimafia a Catania, scaturito dalla sparatoria al Passereddu, un blitz che ha evitato anche un nuovo omicidio, 9 arresti, ricostruita anche la sparatoria dell'ottobre scorso tra vecchi e nuovi uomini d'onore. Adelaide Bagallo. Retata antimafia tra Catania e Agrigento. L'assassinio dell'esponente di un clan rivale pianificato a Cosa Nostra è stato sventato dai carabinieri di Catania, che hanno eseguito il fermo di 9 persone emesso dalla DDA della Procura. Tra i destinatari del provvedimento anche Sebastiano Ercolano, 20 anni, appartenente alla storica famiglia Ercolano Santapaola di Cosa Nostra, e sarebbe stato uno degli ideatori e organizzatori dell'omicidio bloccato all'operazione Leonidi dei militari dell'Arma. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati. I reati contestati a vario titolo sono associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto d'arma da fuoco, con l'aggravante di aver favorito la mafia. Dalle indagini è emerso che il delitto era la risposta alla sparatoria della serie del 21 ottobre del 2023 nel quartiere San Cristoforo, quando Pietro Salvatore Gagliano, 26 anni, indicato come appartenente al clan Cappello Bonaccorsi, anche lui tra i fermati, avrebbe esploso 4 colpi di arma da fuoco contro appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra. 2 degli obiettivi, rimasti illesi, avrebbero deciso di vendicarsi nonostante indicazioni di segno contrario provenienti da altri esponenti alla stessa cosca. Secondo quanto emerso dalle indagini, Sebastiano Ercolano, per lavare l'onta subita e riaffermare la credibilità della famiglia di Cosa Nostra etnea, avrebbe ideato e organizzato l'omicidio. Veniamo adesso all'omicidio in discoteca a Palermo. Fermati 2 fratelli, uno avrebbe sparato al 22enne Rosolino Celesi. Al vaglio della polizia ci sono diversi video. Intanto la cittadinanza si mobilita contro l'escalation di violenza. Marco Gullà. La cittadinanza palermitana reagisce alle violenze che hanno invaso come una valanga Palermo e il suo centro storico. Sono stati quasi un centinaio i residenti e i commercianti della città vecchia che hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dalla prima circoscrizione per fare luce sulla poca sicurezza che regna in città. In particolare dopo l'omicidio di ieri di Rosolino Celesia, il 22enne ucciso in discoteca a Palermo. Questa notte veramente ci lascia molto tristi rispetto alla situazione, rispetto a quello che noi desideriamo per questa città. Fino a tarda notte gli agenti della polizia scientifica hanno lavorato nella discoteca Not 3, dove è stato ucciso Celesia con 2 colpi di pistola. I poliziotti hanno anche acquisito diversi video, sia girati dalle telecamere del locale che da quelle della videosorveglianza esterna. In uno si sentono nitidamente i colpi di pistola e sono più dei 2 che hanno ferito a morte il giovane. In un secondo filmato si vede il fuggi generale e alcune persone che portano fuori il corpo della vittima, che si sarebbe appoggiata ad una vettura parcheggiata in via Giovanni Raffaele, dove si trova l'uscita secondaria e dove sono rimaste le tracce di sangue. Infine, in un terzo video, l'arrivo dell'ambulanza privata che ha portato Celesia nel cuore della notte al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. La vittima, ex calciatore, è stata colpita al torace e al collo ed è morta al pronto soccorso. Secondo le indagini coordinate dalla procura, a uccidere l'ex calciatore sarebbe stato un minorenne di 17 anni. Il fratello di 22 anni è accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Entrambi sono stati fermati ieri sera.
E il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, raccoglie l'appello a maggiori controlli in città, ma non crede che sia necessario l'intervento dell'esercito. Ci vorrà del tempo, dice, per contrastare il disegno giovanile. Bisognerà farlo con il sostegno di tutti. Maglio Viola. Potenziamento e maggiore utilizzo dello strumento del DASPO urbano per allontanare i facinorosi dai luoghi della movida, controlli notturni con la replica delle operazioni ad alto impatto, ma non serve l'esercito, bisogna contrastare questa recrudescenza non soltanto con la repressione ma anche con la prevenzione e con le attività sociali. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, detta la sua ricetta a medio termine per riportare sicurezza sulle strade di Palermo e lo fa al termine dell'ennesimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. C'è poi un tema che capisco i cittadini, c'è un tema riguardante la vivibilità, il degrado del nostro centro storico che fra l'altro dipende purtroppo da queste degenerazioni, diciamo, del cosiddetto divertimento. Noi faremo tutto quello che è le nostre possibilità per contrastare questo degrado. Ma il prefetto ci tiene a sottolineare come l'omicidio di via Pasquale Calvi sia già quasi risolto e si sia sulla buona strada anche per la rissa di via La Lumia. Insomma, i cittadini possono contare su forze dell'ordine di alto profilo e professionalità guidate da una procura che non fa sconti. C'è sicuramente un'area di disagio giovanile abbastanza importante, probabilmente acuita dagli effetti delle misure che si resero necessarie all'epoca del Covid. E credo che bisogna lavorare a vari livelli. Il nostro è attivo e continuerà ad esserlo, ma dire che Palermo è più sicura di altre città, insomma, io ragiono da cittadino. La città ci sono grosse difficoltà che noi non sottovalutiamo assolutamente e quindi agiamo di conseguenza. Ma fare paragoni mi pare un po' improprio. L'attenzione comunque non scemerà e il prefetto promette altri comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per monitorare interventi e situazione. Sventato un piano per uccidere un imprenditore che aveva denunciato il pizzo. Oggi il fratello dice ai nostri microfoni: la dignità vince sulla paura. Gerry Italia. La paura c'è sempre, è una cosa che non ti molla mai. Ma la dignità di uomo libero ti fa superare ogni paura. Per Emanuele Lionti e suo fratello Elvis, entrambi imprenditori nel settore elettronico, l'operazione Mondo Opposto che ha decapitato il clan mafioso di Niscemi è un raggio di luce in fondo a un tunnel lungo 10 anni, fatto di minacce e intimidazioni e culminato con l'attentato sventato proprio ai danni di Elvis. Pensare di essere bersaglio è una cosa, avere la certezza che qualcuno aveva già progettato l'uccisione di un tuo familiare è qualcosa veramente di orribile che ti devasta te e devasta tutta la tua famiglia. Emanuele ed Elvis furono i primi ad abbattere il muro dell'Omertà nel 2013 dopo l'incendio della loro autovettura, quando denunciarono il boss Alberto Musto, che finì in carcere nell'ambito dell'operazione Fenice. Per quella denuncia Musto stabilì che Elvis doveva pagare con la vita. Sono 10 anni che per colpa di questi signori purtroppo non abbiamo serenità, però una cosa è certa, non abbiamo mollato 10 anni fa e non molliamo oggi e non molleremo mai. Emanuele ed Elvis non si sono mai pentiti della loro scelta, grazie soprattutto alla presenza della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'associazione antiracket gelese che in questi anni li ha accompagnati alla denuncia. Io lo rifarei perché io credo che ogni uomo deve essere libero. Te lo dico con fermezza più che mai, malgrado le paure, malgrado sicuramente i sacrifici. Io personalmente non permetterò mai a nessuno di togliermi la libertà, che difenderò con tutte le mie capacità. E da Niscemi arriva la solidarietà all'imprenditore scampato appunto, come avete sentito, alla morte da parte di Chiara Frazzetto. La sua famiglia fu sterminata dalla mafia 25 anni fa, proprio per essersi ribellata al pizzo. Simona Mazzona. Io vivo giornalmente nella mostra del dolore
ma anche nella gioia della memoria, perché attraverso la memoria io riesco a tenere vivi i miei cari. Oggi non ha più paura Chiara Frazzetto, che 25 anni fa vide sterminare la propria famiglia dalla mafia. 2 uomini entrarono nel negozio di abiti da sposa gestito da Salvatore Frazzetto e dalla sua famiglia. Dissero di voler comprare delle fedi, ma erano 2 esattori del pizzo. Prima picchiarono l'uomo e la moglie Agata, poi presero la pistola di Salvatore e lo uccisero e dopo freddarono anche il figlio con un colpo alla tempia. Infine spararono ad Agata, ma l'arma si inceppò. La donna scampò alla strage e fece il riconoscimento dei 2 malviventi facendoli arrestare. Ma prima di testimoniare al processo subì gravi intimidazioni, pedinamenti, telefonate anonime per convincerla a ritrattare. Lei, affranta dal dolore e sotto pressione, si uccise in casa meno di 5 mesi dopo. Chiara, che nel 2021 ha ricevuto il Premio Internazionale Donna Coraggio, l'unica sopravvissuta. Da quel giorno ha continuato a lottare con coraggio e determinazione e non ha mai lasciato la sua terra. Io vivo serenamente in Sicilia perché anche se ho un grande ergastolo da scontare, che è il mio dolore, però vivo serenamente perché io non ho ucciso nessuno. Anche lei è di Niscemi, come l'imprenditore scampato alla morte, ed è a lui che, contattata telefonicamente, si rivolge. Tanto volevo fare un grande applauso a questo coraggioso imprenditore che con la denuncia è riuscito a tutelare il nostro paese e i nostri figli. È stato lui con la denuncia appunto a punirne alcuni per educarne 1000. 30 anni fa era diverso, dice, c'era molta più paura e omertà, ma oggi chiedo a tutti che si facciano avanti. Trovati 30 kg di hashish e 1 chilo di cocaina in un box nella zona del villaggio Santa Rasulia a Palermo. Arrestate 3 persone che, secondo gli investigatori, avrebbero provato a trasportare la droga dalla Puglia alla Sicilia con queste 2 macchine prese a noleggio in Piemonte. Controlli dei NAS sui panettoni e dolci natalizi, sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari conservati in questa maniera. Seguiamo il servizio. Torte all'aroma di agrumi di Sicilia che provenivano da paesi extracomunitari, panettoni al finto pistacchio di Bronte. Con il blitz dei NAS dei Carabinieri in Sicilia sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime in cattivo stato di conservazione o in locali con carenze igienico-strutturali, invase da parassiti e prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. In provincia di Catania uno degli interventi più rilevanti. Il titolare di un laboratorio dolciario è stato denunciato per l'impiego di materie prime e semi lavorati non congelati correttamente, tenuti in ambienti da incubo per la presenza di carcasse di insetti e esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell'impianto fognario. Sequestrata l'intera attività e bloccata la produzione di dolci da forno. Altre irregolarità, sempre in provincia di Catania, scoperti 1.700 kg di prodotti ancora in fase di lavorazione, 2 tonnellate di prodotti semi-lavorati di origine vegetali e pistacchio in guscio invasi da parassiti. Durante i controlli in 4 pasticcerie e 2 aziende di prodotti dolciari a Trapani, Palermo e Agrigento sono stati sequestrati 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio e mandorle privi di tracciabilità. I NAS hanno deferito all'autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività per frode in commercio, 27 i provvedimenti di chiusura e sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore di oltre 8 milioni di euro. Dopo un'attesa lunga 20 anni è stata inaugurata la via Barraco, una parallela del lungomare di Catania che consentirà di snellire il caos della zona. Tonino De Mana. Ore 11:23 del 22 dicembre 2023. Il sindaco trantino in scooter fa da apripista alla prima auto che percorre via Barraco, che dopo 20 anni viene inaugurata al transito, dando respiro a piazza Mancini Battaglia ed aprendo ad un altro step, quello di pedonalizzare per intero il lungomare. Una svolta epocale per la viabilità di Catania, soprattutto per il borgo marinaro di Ognina. L'accelerazione decisiva arriva nel luglio scorso e in piena estate che il neoinsediato sindaco trantino sblocca l'iter ed avvia un cantiere fermo da decenni. È l'inizio di un nuovo percorso, l'efficienza dell'amministrazione Trantino si misurerà sull'altra carreggiata, ma è comunque
l'origine di un nuovo processo urbanistico che riguarda il lungomare, che riguarda la restituzione del waterfront, che da oggi ha inizio nella nostra straordinaria Catania. Dalla circonvallazione all'altezza del ponte ferroviario si attraversa parzialmente in sopraelevata la zona Rotolo-Ognina per sfociare alla rotatoria Sant'Agata di Via del Rotolo, dopo aver percorso 500 metri nuovi di zecca che consentono di snellire lo storico ingolfamento di Piazza Mancini Battaglia. Un'altra struttura riconsegnata alla città dopo 20 anni è importante per snellire il traffico veicolare che si crea al gorgo su Piazza Mancini Battaglia. Nel corso della mattinata è stato presentato il progetto di sviluppo dell'intero borgo di Ognina, che sarà realizzato con fondi ministeriali ed europei. E a Palazzo degli Elefanti oggi il sindaco ha dato il benvenuto ai 38 nuovi autisti della MTS che andranno a sostituire il personale andato in pensione. L'offerta di mezzi pubblici viene così garantita, ma per avere maggiori corse e minori tempi di attesa bisognerà ancora attendere. Adelaide Barbagallo. Tra qualche giorno li vedremo alla guida dei bus della MTS. A Palazzo degli Elefanti oggi gli auguri e il loro ben arrivati. 38 gli autisti che entreranno in servizio e che sotto l'albero di Natale potranno mettere il loro contratto di lavoro. Un bel regalo inaspettato relativamente, perché avendo fatto il concorso ci attendavamo questa assunzione. È arrivata in questo periodo una cosa bella veramente comunque. Eccoli, fanno parte di quel numeroso gruppo di candidati, 1500, che nel 2021 hanno presentato la domanda online. Il concorso era per soli titoli. La MTS cercava persone che avessero già esperienza. 3 anni fa ne furono assunti 20, l'anno seguente altri 20, a cui adesso si aggiungono gli ultimi 38. Tutto questo si tramuterà in più corse, più autobus a coprire le linee dei vari quartieri, meno disagi per i cittadini e meno attese alle pensiline? No, purtroppo no. Il presidente della MTS, Giacomo Bellavia, molto correttamente evita falsi proclami. Tutte le persone entrate in servizio dal 2021 fino ad oggi in realtà hanno sostituito colleghi che sono andati via, ma in un futuro non molto lontano le cose in città potranno migliorare. L'azienda, che era piena di debiti, è stata risanata. Ci sono investimenti da fare e gli enti pubblici chiaramente devono accompagnare questo percorso. Il Comune di Catania intravede l'uscita dal dissesto economico, che è stato un laccio per tantissime realtà. Il contratto di servizio con la MTS, ad esempio, non poteva andare oltre e prevedere altre assunzioni. Al momento ci sono su strada 110 bus e 750 autisti. In città ci sono già alcuni mezzi elettrici che non inquinano, sono 36 quelli arrivati e altri ne verranno introdotti. Nel 2024 c'è l'auspicio da parte di tutti che possano aumentare le corse. Quando i mezzi pubblici funzionano con orari regolari è più facile convincere i cittadini a lasciare l'auto a casa. È stato condannato a 10 anni Giuseppe Battiato, il 73enne che l'anno scorso sparò e uccise 2 cugini catanesi che si erano introdotti nel suo casolare a Pennisi, una frazione di Acireale in provincia di Catania. Era il 22 giugno del 2022 quando Vito Cunzolo e Virgilio Cristian Cunzolo Terranova furono colpiti da 3 proiettili sparati da una pistola regolarmente detenuta. I cadaveri furono trovati il giorno dopo da un parente delle vittime. L'anziano li aveva trasportati all'esterno con una carriola, gettandoli in mezzo ai rifiuti. Per l'accusa nel primo omicidio c'è da riconoscere la scriminante della legittima difesa, mentre il secondo è omicidio volontario. I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno denunciato 133 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. La documentazione allegata alla domanda presentata è stata incrociata con banche dati. 24 persone avevano indicato, fra l'altro, come componenti del proprio nucleo familiare anche figli minorenni che in realtà erano già stati allontanati. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio. A Siracusa nasce un'accademia sartoriale per reinserire nella società chi ha avuto problemi con la giustizia. Francesco Aloi.
La borgata Santa Lucia non è solo droga e spaccio, ma anche legalità. In questo immobile confiscato alla mafia, oggi c'è chi vuole cambiare vita andando per la strada giusta. Per dei giovani o dei minorenni che si trovano a dover scontare appunto una pena, sfruttarla per un inserimento, un'inclusione sociale che attraverso il lavoro tende a rieducare e a reinserire. Conclusi i lavori di ristrutturazione, sono arrivate le attrezzature per dar vita all'Accademia Sartoriale, un cuore pulsante della legalità, un simbolo della presenza dello Stato sul territorio. Grazie a questa iniziativa riusciremo a ritrovare la parte sana del quartiere che speriamo sosterrà fortemente questo posto e quelli che ci lavorano. Lei ha già acquistato una borsa? Sì, ho ritenuto necessario dare un primo segnale di supporto. 3 le aree in cui è suddivisa l'Accademia, l'ufficio stile dove si progettano i capi di abbigliamento, la sartoria che ha diverse postazioni da lavoro e lo showroom dove saranno esposte le creazioni pronte per essere vendute. Un bellissimo esempio di come Ministero dell'Interno, Comune, imprese sociali, città possano collaborare per produrre qualcosa che crea presente e crea futuro. Tutto questo dedicato a Mario Francese, giornalista ucciso dalla mafia 44 anni fa, e dal figlio Giuseppe. E vi ricordo che tra poco alle 14:30 su Telecollo sarà nostro ospite, come ogni venerdì, il sindaco di Catania Enrico Trantino. Gli faremo gli auguri per le prossime feste, ma gli faremo anche tante domande per le vostre. Potete scrivere al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure mandare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo ad appuntamento con il sindaco in onda alle 14:30 su Telecolor. Ci fermiamo e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio. Stasera il Messina ospita al Franco Scoglio il Monopoli in uno scontro diretto importante in chiave salvezza. Sergio Colosi. Luciani e Zunno saranno le uniche 2 novità stasera nello spareggio salvezza del Messina contro il Monopoli. Attacco nuovo per 2/3 a causa delle assenze di Emmausso e Plescia. Confermati gli altri 9 undicesimi. In porta Fumagalli imbattuto da 3 turni, difesa con Manetta e Pacciardi centrali, Ortisi e Salvo Elati. A centrocampo Firenze regista, Franco e Frisenna. In attacco con il capitano Ragusa, Luciani centrale, Zunno a sinistra. Partita fondamentale come confermato dal presidente Pietro Sciotto. Il Messina per proseguire la striscia positiva, il Monopoli invece per interrompere quella negativa di 4 sconfitte. Oggi ho detto alla squadra che per me questa partita di venerdì, me lo auguro, vale 3 campionati fatti in C per me. Quindi perché oggi finire il girone d'andata con una vittoria è un qualcosa di eccezionale e disperato fino a 4 domeniche fa. Quindi dobbiamo tutti unirci, pregare, perché è importantissimo uscire, finire il giorno d'andata con una vittoria venerdì. Ragazzi, ripartiamo bene. Dopo l'esonero di Tomei, Monopoli guidato a Messina dal vice Luigi Anaclerio, che sfiderà a distanza Giacomo Modica, che ha rivolto gli auguri ai tifosi. Io vorrei semplicemente dare il mio saluto più caro e più affettuoso alla città, anche a voi, che possiate trascorrere un sereno Natale, un felice Natale con i vostri cari, con le vostre famiglie, un buon Capodanno e augurarvi a tutti quanti le soddisfazioni che meritate. Modica non risponde a domande sulla gara del Messina, prosegue il suo silenzio stampa, preferendo possibilmente anche stasera far parlare il campo. Catania in emergenza, uomini contati per la trasferta di Benevento. Francesco Triolo. È l'ultima partita della girone d'andata, ma allo stesso tempo dovrà essere quella delle risposte che il Catania vuole dare dopo la sconfitta contro il Sorrento e alla vigilia dell'apertura del mercato invernale. Lo chiede la società, ma anche Lucarelli, che sta decidendo dove e come intervenire. A Benevento domani il Catania è atteso da una sfida difficile, insidiosa, contro una squadra che nella prima parte del campionato sembrava dovesse lottare per le primissime posizioni. E cercheremo di affrontare nel migliore modo una squadra che è partita con i favori del pronostico, che ha un direttore sportivo con cui ho un ottimo rapporto, Marcello Carli, che è un grosso intenditore di calcio,
che ha una proprietà forte economicamente e ambiziosa, che da tanti anni con sacrificio porta avanti le sorti del Benevento, e ha una squadra importante per la categoria, che magari fino a questo momento non ha, anche loro non hanno raccolto per quello che è il potenziale, ma che è comunque sempre una squadra temibilissima da affrontare. Lucarelli deve fare i conti con diversi infortuni, 16 gli uomini a disposizione, in attacco mancherà Di Carmine, out anche Bocic e Mazzotta, a centrocampo Ladinetti e Rizzo, in difesa sono ancora fermi Buà, che ha qualche speranza di recupero in extremis, e Silvestri. Al centro dell'attacco è possibile la conferma di De Luca come falso 9, l'impiego di Chirico o il ritorno al primo minuto di Dubicas, unico centravanti di ruolo. Domani avremo 16 giocatori in movimento che bastano, perché tanto con 5 sostituzioni più di 16 non giocano, quindi fosse stato 15 già era una sostituzione in meno, ma 16 va bene, più 3 portieri, di cui uno è fuori lista, quindi 18 puliti. Catania che al Vicorino non potrà contare nemmeno sui propri tifosi, altra sanzione disposta dopo gli incidenti a margine della partita di Coppa Italia contro il Pescara. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco. A tutti un buon pomeriggio.